Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora l'avvocato ex del popolo Giuseppe Conte, dopo aver scippato il Movimento 5 Stelle al fondatore Beppe Grillo, vuole scippargli anche lo scettro di comico evidentemente, perché nel weekend in un'intervista a Repubblica ha parlato a proposito del governo di centrodestra di torsione autoritaria. Precisamente ha rilasciato il seguente illuminato virgolettato a proposito del caso Al-Masri. Per eliminare il controllo di legalità stanno organizzando una torsione autoritaria del nostro sistema, giovandosi dell'appoggio di buona parte del sistema mediatico. Per fortuna, nel senso che ci sono la trimurti dei tre giornaloni, Corriere e soprattutto Repubblica Stampa, che ogni giorno aprono contro il governo. Pensate se il governo non avesse avuto l'appoggio di buona parte del sistema mediatico. Ma questo è poco rilevante. La cosa che veramente aggiorna il concetto di surrealismo e lo porta a vette sconosciute è l'avvocato Conte che parla di torsione autoritaria. Voi ve lo ricordate il Conte 2, ovviamente, ahimè, il governo giallorosso, il governo più a sinistra della storia della Repubblica, il governo che ci ha imposto all'epoca un lockdown sostanzialmente alla cinese. Cioè Giuseppe Conte, quando era premier, col Parlamento chiuso, ovviamente serrato, ridotto neanche a un organo di ratifica come nelle monarchie assolute, ma proprio sostanzialmente per settimane, mesi mai convocato, l'avvocato allora premier Conte ci informava in una diretta Facebook allestita da Rocco Casalino in genere tra mezzanotte e l'una di notte, di quali diritti costituzionali la mattina dopo non sarebbero più valsi, di quali libertà fondamentali la mattina dopo non avremmo più potuto esercitare, di cosa il sovrano Stato aveva deciso delle nostre vite. Ve lo ricordate? Un paese appeso alle dirette Facebook allestite da Rocco Casalino, non il Parlamento, ma no anche il Consiglio dei Ministri. Figuriamoci il dibattito mediatico a cui accenna Conte, c'era al netto di alcuni giornali di destra un conformismo devastante, c'erano le sue dirette Facebook e i suoi DPCM con cui amputava allegramente diritti costituzionali senza che ci fosse un minimo dibattito politico parlamentare. Tra le altre cose erano in ballo la libertà di circolazione, la libertà di impresa. Ricordate che durante il governo giallorosso si è legiferato seriamente sul concetto di affetti stabili. Ricordiamocele queste cose perché tendono a farcele dimenticare. Cioè lo Stato è entrato nel foro della coscienza personale per eccellenza e si è messo a normare per legge cos'è affetto stabile e cosa no, e quindi chi potevo vedere e chi no. Col ministro Speranza lo Stato invitò esplicitamente alla delazione nei confronti dei vicini, eventualmente rei di feste private, come nella DDR. Ci comunicava allegramente il coprifuoco che in questo paese c'è stato l'ultima volta prima di lui per il terrorismo negli drammatici momenti di esso, il coprifuoco contro ogni evidenza scientifica, nel senso che il virus evidentemente non rispettava degli orari, si è infierito con le chiusure a oltranza. È ovvio che c'era una pandemia, nessuno può rimuovere questo dato, ma c'è modo e modo di affrontare la pandemia. L'avvocato Conte l'affrontò senza coinvolgere il Parlamento, comunicando al paese a mezzanotte su Facebook, amputando diritti costituzionali in serie, piegando l'ossatura economica del paese con questi DPCM liberticidi per mesi anche a emergenza contenuta, invitava gli italiani alla delazione
si arrogava il diritto di stabilire lui quali fossero i miei affetti stabili, questo personaggio oggi parla di torsione autoritaria. E mi spiace caro Beppe, mi spiace caro Grillo, ma sì, Giuseppe Conte ti ha scippato anche lo scettro di capocomico. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.